E eccoci qua con un'altra partita. Vuoi venire? Vuoi fare? Cazzo, così avevo anche una spalla, niente di vabbè. Siamo pronti? Ecco, benvenuti a questa finale della giornata. Ultima partita, ultima della giornata. Pronti per andare a letto dopo questa partita. Allora, le strette di mano dei capitani con arbitri e allenatori. Abbiamo a sinistra Asiago Vipers e alla nostra destra abbiamo Empoli e aspettiamo dunque il fischio d'inizio e l'urlo dei giocatori. Intanto abbiamo un Empoli che è sicuramente forte, d'altronde siamo alle finali nazionali, e un Asiago fortissimo. L'Under 18 veramente tosta, che però, ricordo, ha perso contro un Civitavecchia che ha tenuto la testa alta fino alla fine, fino all'overtime. E vedremo chi avrà la meglio. Ora, se l'Asiago vince, avrà gli stessi punti dei Fox Legnaro. Questo gli potrebbe permettere di superarli. E se li supera, li supererà per reti fatte e subite. Ora abbiamo grandissimo giocatore nell'Empoli, Bastianoni, numero 7, contro altri giocatori, con altri giocatori molto molto forti della squadra di casa oggi. Era l'inizio di questa partita con l'Empoli che vuole gestire un po' contro una scatola dell'Asiago Vipers. Incredibile, non si vede spesso una scatola con l'Asiago Vipers, soprattutto nell'Under 18, che tendenzialmente sono molto aggressivi. Allora ci sono gli scambi sulla fascia di sinistra e ora riprende il disco l'Asiago Vipers che va di contropiede al tiro. Tattica della scatola è proprio questa: riuscire a andare su in contropiede più velocemente possibile, e se si riesce a tenere il disco ben venga, ovviamente. Allora ripartono di nuovo col capitano l'Asiago Vipers, ma non riesce a trovare il gol. Tiro da poco dopo la metà campo, forse un po' distante, e ora dobbiamo solo aspettare il via dall'ingaggio. E parte l'ingaggio, attenzione.
per l'Empoli, vuole andare su, non trova, quindi torna indietro per il numero 23 che vuole il passaggio, al 49 che va al tiro molto morbido, molto lento, facile. Allora il 98 per l'Asiago, gestisce Oro Gabriel, il commentatore di qualche partita fa. Adesso l'Empoli riprende con il numero 23, passaggio al 64, commetta, porta libera quasi. Però non riesce a fare il gol, allora l'Empoli riprende. Vuole recuperare per l'errore fatto, ma non riesce, allora si riporta. Ed è tornato Ettore Sesana, attenzione. Chiederei subito a Ettore Sesana. È ritornato il Goat delle trasmissioni. Ancora caldo per la partita, no, emozioni? Io non voglio parlare della partita di prima, è meglio Possiamo se non mi esprimo. Parliamo di questa. Almeno sono qua a divertirmi a fare la telecronaca e a non pensare a quello che è successo prima, perché se ci penso va male. Meglio non pensare. Meglio non pensare. Disco recuperato da Oro, molto bene, passaggio between the leg, cade Carli, bellissimo, e invece no. Non ce l'ho detto. Fino adesso abbiamo avuto un Asiago che gioca sui contropiedi. Molto interessante. E allora vediamo l'Empoli che va dietro la porta, vuole gestire con il disco, va al tiro, quasi andava in contropiede l'Asiago ma non ce la fa. Asiago under 18, non dico in difficoltà in queste finali, ma sicuramente non una passeggiata. Riparte il numero 91. Combattono in balaustra. Duri contrasti, l'Asiago vince e si riparte da capo. 47 che va su da solo. Un'altra scatola abbiamo visto da parte dell'Empoli. D'altronde, come ho già detto molte volte quest'oggi, ci sono tanti contropiedi in queste finali nazionali e la scatola, il box mira proprio a questo, alle ripartenze ai contropiedi. Regroup. Passaggio 62 per 47, di nuovo 62. Adesso il 23. Disco recuperato da Asiago dopo il tiro. 62 di nuovo. Tiro da distantissimo, non ci riesce. 23 contro 23, i numeri uguali o opposti combattono duramente. Vince l'Asiago, disco per l'Asiago dietro porta. Regroup di nuovo. Oro Gabriel che vuole gestire. Oro che cerca il compagno, il tiro, trova il tiro ma non in la rete. 86 che prova il tiro ma anche lui non riesce. Anche lui in telecronaca prima. Allora di nuovo il 12 scambia per Oro Gabriel. Oro Gabriel che vuole il passaggio. Passaggio andato lungo, l'Empoli non ce la fa recuperare. Adesso sì. E di nuovo l'Asiago, tiro traverso.
Attenzione. Disco di nuovo per Oro Gabriel. Vediamo se prova il tiro anche questa volta. Prova il tiro, ma va sui gambali. L'avversario deviato. Allora l'Empoli riparte. L'Empoli vuole il tiro. Tira in pancia sul petto. E non va. Numero 16 per l'Empoli. 4 tiri subiti l'Empoli e 2 tiri subiti l'Asiago. 0-0 al minuto 13:30. Vedremo adesso se ci saranno più tiri, più azioni in questo finale di giornata. Abbiamo un Empoli che anche loro cercano il passaggio giusto e forse lo trovano, ma rimane sulla fascia, quindi nulla di provocatorio. E allora parte di nuovo Oro Gabriel che prova a scartare e poi la passa, ma il passaggio è fatto male. E se lo riprende, bravo in backcheck, riprende tutti, non ha paura. Riprova di nuovo a scartare, si fa il giro dietro porta, si porta a spasso il disco. Traversa, incredibile! Incredibile, che tiro. Ora di nuovo Oro Gabriel dopo il passaggio al numero 12, prova a tirare, va sul gambale, niente rebound. Ricordo la maggior parte dei gol nell'hockey sono fatti di rebound. Ora disco in pancia al portiere dopo il tiro di Bastianoni. Giocatore incredibile ma che non riesce. Si riprende con l'ingaggio da parte dell'Asiago, nella zona dell'Asiago. Contrasto, si va al disco per l'Empoli. Numero 23. 23 per il 16 che va al 31. 37, scusate. No, 31, era giusto. Numero 16 di nuovo. Passaggio per il 31 che va al 23 che ammetta porta libera. Grande il portiere. Grandissimo Marco. Bravissimo, bellissima parata. Adesso l'Asiago ha un'opportunità di uscire, invece c'era l'Empoli, di nuovo l'Asiago. Che grande parata abbiamo visto poco fa. Se avessimo i replay sicuramente avrei proposto di far rivedere quell'azione. Parata, tira in pancia, nulla di speciale. Fino adesso la cosa più bella che abbiamo visto è stata proprio la parata di poco fa. Sicuramente molto intensa questa partita, ma ancora non abbiamo raggiunto il livello più alto. Siamo a 11 minuti. Empoli gestisce. Scatola da parte dell'Asiago di nuovo, che infatti chiude sempre nella fascia e ci riesce benissimo. Grandi giocatori, 98 Oro Gabriel che quasi va al gol. Incredibile. Incredibile. Che giocatore. Molto molto rischioso avere Oro Gabriel contro che gioca a scatola nelle ripartenze. Così già può scartare molti giocatori se si trova a campo libero con solo 1 o 2 giocatori davanti, è molto pericoloso. Ora il numero 23 per l'Asiago. La linea dell'Asiago è andata al cambio, quindi tiro per il 47 che non va. Gestisce l'Asiago di nuovo, si riparte persino dalla zona di porta, si fa un regroup molto indietro e va al tiro da metà campo. Molti tiri da metà campo da parte dell'Asiago Vipers.
Questa forse è la tattica del coach. Altro tiro da metà campo, giusto un po' defilato. Ora Empoli può ripartire, va al tiro, non ce la fa. Adesso si vedono i frutti di una tattica ben imposta, ben strutturata da parte dell'Asiago Vipers, che per ora sta funzionando. Giocare a scatola, che sia per una formazione o per l'altra, è un gioco molto conservatore che ti permette di subire pochi tiri, pochi gol con un buon portiere, ma molto molto rischioso, dato che come è molto difensivo, è molto difficile fare gol a una scatola, è anche facile subirlo. Quindi quando entrambe le squadre giocano a scatola, le occasioni che si hanno sono molto molto sacre. E allora adesso, dopo il tiro dell'assistente Lasiago, si va al contropiede dell'Empoli, che non riesce a trovare la rete dopo qualche rimpallo. E ora fischio dell'arbitro, si riprende con l'ingaggio nella zona dell'Asiago. Numero 31 prova lo slap da metà campo. Tanti tiri da metà campo. Adesso Oro Gabriel che prova il tiro davanti porta, ma non riesce da quasi metà campo. E passaggi non riusciti in zona offensiva da parte dell'Asiago. L'Empoli così può provare, ma viene pressato tantissimo. Ancora scatola. E allora l'Empoli può organizzarsi. Forse anche l'orario e le tante partite a portare i coach a voler giocare con questi schemi. Passaggio che non va al portiere, quindi poi al giocatore dell'Asiago. 98 Oro Gabriel prova il tiro, non va. E grande beffa da parte del giocatore dell'Empoli, che con un piccolo gesto, senza farsi vedere dall'arbitro, fa inciampare Oro Gabriel mentre si alza. Quello l'ho visto tutto, quindi vi posso assicurare che l'arbitro non l'ha visto e quindi non è fallo. Attenzione, supera un giocatore l'Empoli e invece viene recuperato il tiro sulla traversa. È la terza traversa per l'Asiago Vipers. Incredibile che sia sfortuna o eccessiva potenza messa nei tiri da parte dell'Asiago, chi lo sa. La steccata forse un po' troppo alta da parte di Oro Gabriel, che cerca di difendere la sua zona. Per chi non sapesse come si gioca a scatola, come se voi metteste una X o meglio una croce nella vostra metà di campo e ognuno deve tenere il proprio quadrato. Poi, essendo uno sport di situazione, bisogna leggere, capire dove andare e cosa fare ogni singolo momento. Riparte l'Asiago dopo che l'Empoli ha sbagliato.
Passaggio in mezzo al campo, anche un po' rischioso, ma non c'era nessuno, quindi ok. Uscita assistente dell'Asiago che vuole provare e va il tiro e il gol sotto i gambali, se non sbaglio. Grande gol. Questo è uno di quei tiri che non dovrebbero esserci, non dovrebbero entrare in una scatola. Purtroppo è uno dei rischi di giocare in questo modo. Se entrano questi tiri dal lato, diventa veramente difficile poi recuperare con un tale gioco, poiché le azioni diventano limitate giocando molto molto protetti. Infatti non vuole saperne il coach dell'Empoli, questo ragazzo vada a pressare, non vuole. Però l'Empoli riesce comunque a recuperare il disco. E allora possono ripartire. Vuole il tiro. E no, invece scarta e passa in mezzo ma non riesce a trovare il compagno. E l'intercetto dell'Asiago per l'86. Ora il 23 può scartare ma non trova nessuno. Oro Gabriel riparte. C'è un fallo. C'è un fallo da parte dell'Asiago. Fallo da parte dell'Asiago, numero 86, 2 minuti. Scorsa partita giocata ha preso 2 penalità. Una giornata di fuoco per questo ragazzo, giovane promessa, molto forte. Invece va in panca l'89. Hanno forse sbagliato a indicare il giocatore, quindi non è più il giocatore che intendevo. Adesso va l'89 in panca. 30 secondi all'inizio della ripresa del tempo e abbiamo 12 tiri subiti per l'Empoli e 4 tiri subiti per l'Asiago. Un solo gol. 2 minuti per il giocatore numero 89. Questo finale di giornata purtroppo non ho neanche tante energie per riuscire a commentare e dire molte cose, ma cerco di intrattenere al meglio gli amici a casa. Ora l'Asiago sarà in penalty, ci sarà l'occasione per l'Empoli di rimontare lo svantaggio di un solo gol. E ricordiamo che sono pochi, un solo gol nell'hockey da recuperare, ci vuole veramente veramente poco. Dopo aver portato abbastanza sfortuna agli amici a casa dell'Asiago, adesso si riprende con il disco all'Empoli, che gestisce giustamente passaggi laterali. Si cercherà il passaggio in diagonale o il tiro, anche passaggi in orizzontale. Eccolo là il passaggio in diagonale con l'inserimento del giocatore. Forse un inserimento un po' eccessivo, un po' troppo rischioso. Non bisogna sottovalutare i giocatori dell'Asiago, anche se sono in inferiorità numerica. Arriva il tiro, ma il portiere è già piazzato, quindi non entra. Numero 16 per il numero 31. 16 31. Il 7, grande giocatore il numero 7, sotto porta, è veramente veramente rischioso questo giocatore. Può essere un diavolo. Ora abbiamo il numero 31 che dopo aver combattuto guadagna il disco per il numero 16, il numero 23. 31, il tiro non va. Recupera il disco all'Asiago che lo butta via. Sicurezza.
numero 31. 31-16. 16 tiene il disco per il 23. 23 per il numero 7 che non riesce a tirare il disco, carambola. Attenzione, mamma mia che occasione da parte dell'Asiago, poteva recuperare un disco vagante. Ora vari contrasti troppo veloci, allora parte subito il numero 97 dell'Asiago che va fino al portiere, spinta avanti porta. Ora si entra in campo con nuova linea dell'Asiago, di nuovo Oro Gabriel in campo. E un Empoli che riparte in 2 contro 1 con un flip, ma viene recuperato con un bellissimo back check. Contrasti in balaustra. E il numero 23 dell'Empoli, adesso il numero 7, uno dei giocatori più forti dell'Empoli. Adesso l'86 che vuole scartare ma non riesce poi ad arrivare alla porta, il portiere dice di no. Il 12 che prova il passaggio in mezzo non riesce. Ora l'Empoli che con il 31 può trovare il tiro, non ci riesce. Ecco Oro Gabriel che gestisce di nuovo l'Asiago. Scarta l'uomo ma viene recuperato. Non vuole saperne Bastianoni di lasciarlo. E allora abbiamo un minuto per la fine del primo tempo. Che squadre, ragazzi. Queste sono finali under 18 ed arriva il gol con un tiro improbabile da metà campo, defilatissimo. Un tiro veramente distante e defilato che entra nel secondo palo nell'angolo alto sinistro o destro per il portiere. E quindi non c'era la pinza, c'era lo scudo, ma ha tenuto troppo basso con la stecca, col pomolo. Non ci è arrivato il portiere dell'Empoli. E allora siamo 2-0 per l'Asiago, che un Asiago subito combattivo con il 47 dietro porta che vuole gestire. E allora aspetta Oro Gabriel.
Eccoci con la ripresa, il secondo tempo inizia, ripartenza con l'Asiago, contrasto, Empoli tiene il disco, tiro da oltre la metà campo, ancora prima della metà campo, incredibile, distantissimo. Ora vediamo un Asiago che anche se gioca a scatola rimane sempre con la stessa impostazione di sempre, con 3 dietro, uno spesso davanti porta. E si arriva con il contropiede classico da scatola che però non riesce, lo scartaggio, quindi l'Empoli cerca il tiro, non va. Altro possibile contropiede. Una grande azione da parte del difensore capitano dell'Asiago che butta via il disco prima in modo un po' fantasioso. Ora abbiamo il 23 e il 31. 16 per il 31, il 31 per 23, 23-31. 31 prova il tiro, non va, 16 tiene il disco. Questi 4 ragazzi penso siano in campo da quasi tutta la partita. Incredibile il fiato che devono avere, la resistenza. Ecco disco. 2 contro 2 che non va a segno per l'Asiago. Deve cambiare il giocatore dell'Asiago che ha una botta sul petto. Di nuovo Oro Gabriel e la sua linea in campo. Cade il giocatore dell'Asiago. Può succedere, non è successo nulla. Giocatori dell'Empoli che rimangono dietro porta. Gabriel che recupera il disco. Va al tiro ma non riesce. Adesso l'Empoli gestisce di nuovo. Grande rischio e pericolo si sono presi i giocatori dell'Empoli. Empoli che adesso ha un'altra opportunità di tiro ma non va. Gabriel di nuovo, Oro, 2 contro 1. Passaggio sbagliato per il numero 12. Tiro davanti porta che non va. E fischia l'arbitro, fallo per l'Asiago Vipers. Ennesimo fallo per l'Asiago Vipers. Tanti minuti in power play, la squadra formazione dell'Empoli. Vedremo se riusciranno a risolvere qualcosa. Frattempo a vedere questa partita c'è anche l'ex giocatore dei Fox Legnaro, Giacomo Masiero, che si è visto anche la partita precedente dei Fox Under 18. Ora tiro del numero 47 dell'Asiago che non va a segno. 31 e 23. Ancora in campo questi 4 ragazzi instancabili. L'Asiago intanto ha già cambiato penso 3 volte e loro sono ancora in campo. Numero 23 dell'Asiago che è da solo ed è... non è fallo, quindi torna e c'è il contropiede e l'Asiago, grande parata per il portiere dell'Asiago. 3 parate consecutive.
Bravo il giocatore dell'Asiago che riesce a dare una stecca al portiere. Sempre meglio di nulla e dopo se la scambiano. Incredibile parate, ragazzi. Unico portiere dell'Asiago in queste finali. Ora il tiro non va. 23 che cerca di superare, non riesce. Giocatore Asiago di nuovo in due. Ora sono sempre in due i giocatori dell'Asiago ad attaccare. Rischiano un po' di più, anche se in vantaggio di 2 gol. Sta per entrare il giocatore dell'Empoli, dell'Asiago, scusate. Empoli che rischia tanto anche in inferiorità numerica, in superiorità numerica, scusate. Oro Gabriel che supera 2 giocatori, può andare al tiro, invece la passa davanti porta. Bellissima giocata, bellissima giocata. Adesso c'è anche un fallo da parte dell'Empoli, quindi potrà recuperare un bel po' di tempo l'Asiago, lasciando giocare i ragazzi nella loro metà campo, a meno che non vogliono provare un altro tiro, un altro gol, rischiando di dare ancora un disco agli avversari, ma d'altronde l'arbitro fischierebbe. E preferiscono infatti restare nella loro zona, non rischiare altro. Intanto ci sono 3 giocatori dell'Asiago che sono letteralmente davanti alla porta avversaria, o quasi. Passaggio. L'Empoli quasi recupera, ma niente da fare. Si rimane col possesso da parte dell'Asiago che continua a fare il passaggio. E finalmente arriva il tiro e la parata del portiere. Ora ci sarà il power play per l'Asiago. Ancora in campo il numero 31, il numero 7 e il numero 16. Ancora loro, instancabili veramente. Sono dentro da circa 5 minuti buoni. Quasi l'intero secondo tempo trascorso fino adesso. Non è facile stare dentro così tanti minuti in una sola partita. E spintoni da parte dei giocatori dell'Asiago e dell'Empoli. Ora l'arbitro calma i giocatori. Trasti in balaustra, disco di nuovo all'Asiago che è in power play. Un vantaggio molto ampio adesso, con 2 gol in scarto possono aggiungerne un altro. Arriva il passaggio pericolosissimo, il più pericoloso che si può fare, e il tiro bellissimo per il giocatore dell'Asiago che però non va a segno. Partita tosta per entrambe le squadre, ma comunque molto interessante. Numero 47 per il 23. Scambio nel passaggio, arriva lo slap sulla balaustra e di nuovo al numero 23. 47-23 di slap, ora prova lui e di nuovo in balaustra dall'altra parte. Sembra quasi uno scambio di slap. Dietro porta per l'Asiago, tiene il disco. 23, passaggio pericoloso di nuovo, ma sempre su rovescio, quindi non riesce a tirare di prima. Bravo il portiere.
Cambio per l'Asiago Vipers che vuole sistemare le linee. Oro Gabriel gestisce. Ora a scatola, quindi cercheranno i diagonali o i tiri distanti. Ed è tiro dalla distanza, bella parata con la pinza, molto pericoloso. Forse lo schema migliore fino adesso per un power play. Oro per il 12, di nuovo Oro. Oro che prova il tiro, deviazioni e rientra il giocatore dell'Empoli. Si ritorna in parità. 4 contro 4. Combattono i giocatori per il disco, Mazzarà. E rimane il disco all'Asiago dopo un incidente di percorso, un altro, e rimane all'Asiago il disco. Ora per Oro in mezzo al campo che non va. E disco al portiere. Abbiamo ancora 11 minuti. Vediamo se l'Empoli riuscirà a recuperare in 10 minuti di partita o se l'Asiago continuerà di questo passo, dove vedremo sicuramente un Empoli più aggressiva, cercherà più soluzioni, più tiri. È un Asiago che riparte in 3 contro 2, arriva il back check, diventa 3 contro 3. Il tiro, la parata, il disco rimane fuori, l'arbitro non fischia. E allora Oro Gabriel torna col disco dietro la sua porta. Vuole riorganizzare. Chiama, fa il cenno al suo compagno in squadra di venire ad aiutare. Alla disco distante, l'Asiago cerca di riprendersi il disco perso dopo il passaggio sbagliato, ma non ci riesce. Stavano per andare in 2 a pressare, ma non ce la fanno. Grande recupero dell'Asiago, 2 contro 1. Il tiro, la parata, eccezionale il portiere. Bravo il portiere a piazzarsi subito rapido. Ora abbiamo l'Empoli che cercherà un altro tiro sicuramente, ma non riuscirà a portarsi a casa la partita. Gestiscono, intanto c'è il cambio e rientrano i fantastici 4 dell'Empoli con il numero 16, 23, 7 e 31. Ormai li ho imparati a memoria. Tanti minuti di questi giocatori in campo. Il numero 7, il prodigio Bastianoni, che passa indietro, non rischia. Asiago di nuovo in scatola. Scatola che poi diventa rombo. Disco sulla maschera del portiere, allora si ferma il gioco. Rimangono 8 minuti e 57 secondi alla fine di quest'ultimo match di questa giornata delle finali nazionali giovanili under 18 e 14. Tanto abbiamo molti giocatori dell'Under 18 a guardare la partita in corso dei Fox Legnaro.
Disco per il 16 che non va, e allora Asiago può ripartire con il capitano dietro porta. Passaggio 23, va sulla fascia, è coperto da un velo, vuole il tiro ma non riesce. L'Empoli può ripartire con Bastianoni, rimane calmo, scambiano passaggi, non sembrano avere fretta. Arriva il tiro ma viene bloccato dal numero 47. Asiago riprende il possesso del disco, vuole ripartire, torna indietro. Capitano che riesce a smarcarsi, ora disco al 23 e al 97 che lo perde, ma lo riprende sempre il 97 che va 1 contro 0 ma non riesce di rovescio. Numero 23 che cercherà un passaggio che comunque, anche se non riuscito, torna al compagno di squadra. E con il numero 97 di nuovo cerca un passaggio lungo, 47 adesso, 1-0, di nuovo 1-0 ma non va. Incredibile giocata. Si torna in campo con la linea di oro, Gabriel, e abbiamo un finale intenso che ci aspetta con questo time out di 1 minuto, 25 tiri subiti dall'Empoli e 10 tiri subiti all'Asiago. Ne abbiamo ancora.